Luci e ombre per il Veneto nei dati del primo semestre 2026 delle aziende manifatturiere, un sistema imprenditoriale che tiene ma che vede ancora lontano il ritorno a una vera e propria crescita. I dati ci danno un Veneto in sostanziale tenuta, capacità di resilienza notevole delle nostre imprese e riteniamo che vi sia una sostanziale tenuta sia per quanto riguarda gli investimenti, sia per quanto riguarda l'export che aumenta ed è forse l'unico dato positivo. Quasi un'impresa su tre ha registrato un calo, la percentuale più alta tra tutti gli indicatori. Consolano le attese per il secondo semestre, con la metà delle imprese che si aspettano stabilità. Ovviamente la difficoltà principale per gli imprenditori è reperire personale qualificato, ma anche direi la necessità di trovare progettisti addetti alla ricerca e sviluppo, qualità. Ecco, credo che sia un segnale interessante che la Regione dovrà valutare. La manifattura in Veneto resiste, ma cresce solo l'export. In generale gli ordini sono in calo, tra le criticità la carenza di personale specializzato, il caro energia, la burocrazia e gli aumenti delle materie prime. Tra le criticità segnalate pesano come sempre i costi dell'energia, l'eccessivo peso burocratico e la difficoltà di reperimento di materie prime. Tutti fattori che disegnano un triangolo di insostenibilità, soprattutto per quanto riguarda le imprese venete che devono continuare ad essere competitive sui mercati extraeuropei. Va ricordato che il sistema imprenditoriale della provincia di Padova ha circa 85.000 unità operative e attive, il dato più numeroso a livello regionale. A trainare le vendite all'estero è il settore moda, che registra una notevole crescita del 15%. Al contrario, si nota un rallentamento in un settore trainante per il territorio come la meccanica, che segna una flessione dell'1,9%.